Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Eldi è un programma gratuito che permette di approcciare il computer anche se non lo si conosce o si ha poca esperienza. Così recita il foglietto illustrativo del DVD Eldi, un software gratuito creato da Terzo Veneto, portale web voluto dal Consiglio regionale del Veneto per diffondere la democrazia, il dibattito e il dialogo tra i suoi cittadini. Questo dibattito multimediale spesso è riservato solo alle nuove generazioni, dal momento che gli over 60 non sono avvezzi alle nuove tecnologie. Per questo è stato creato Eldi, affinché le icone grandi, le immagini chiare e l'assenza di inglesismi permettano agli anziani di accedere alla rete sotto la sorveglianza di una guida sicura. La mattina del 19 maggio il camper di Eldi era parcheggiato davanti al municipio di Badia Polesine, voluto dall'assessore Sartori e dal consigliere Berengan. I passanti, incuriositi dallo stand, si sono fermati a chiedere informazioni e sono stati esauditi con la consegna gratuita del software per mano di Angelo Cavalli. Certo, l'anziano che di per sé tende a isolarsi perché poi va in pensione, ha i soliti amici eccetera, questo serve per aprirsi un attimo all'esterno, perché c'è il chattare ad esempio, se lui fa un corso, faccio un esempio semplice, fa un corso con un gruppo di 10-15 amici della stessa età, poi tramite il chat comunicano come va, imparano, fanno apprendimento eccetera. Poi c'è l'email, adesso le cartoline non si usano più, quindi imparano anche a mandare gli auguri, le scadenze, tramite l'email, è come una lettera. I due rappresentanti dell'amministrazione comunale badiese hanno rimarcato l'importanza di questa iniziativa per colmare il divario che c'è nell'uso della tecnologia tra giovani e anziani, con la finalità quindi di creare una società contemporanea più omogenea. È uno strumento informatico particolarmente pensato per gli anziani e le persone in difficoltà per favorire il loro accesso al mondo della rete, di internet, e per permettere loro di poter contattare i siti istituzionali, poter inviare le mail alle strutture amministrative in maniera facile e veloce, permettendo così anche a queste persone, diciamo, che sono meno abituate all'uso dello strumento informatico, di poter usufruire di tutti i vantaggi che questo comporta nella nostra società moderna. Serve per fare in modo che anche i cittadini rappresentanti della terza età non restino da soli, non restino indietro in quello che è ormai l'esplosione della società globale multimediale. Questo va un po' a colmare il famoso termine del digital divide, ovvero la distanza tra i nativi digitali, cioè i giovani soprattutto, che ormai hanno a che fare con le tecnologie informatiche quotidianamente, e appunto la terza età, che venendo naturalmente da un altro tipo di generazione, un altro tipo di età, non ha una dimestichezza con tali strumenti, ed è chiaro che l'avvicinamento tra i giovani e anziani è molto importante, perché tra l'altro ricordiamoci che Eldi permette un accesso diretto da parte degli anziani a quelli che sono i servizi utilizzati dalla pubblica amministrazione quotidianamente. Nel software è attiva una chat che permette di creare una rete di contatti tra gli anziani della stessa regione, che troppo spesso vivono la tragedia della solitudine. Non solo, con Eldi si possono inviare email, navigare in internet, scrivere documenti, conoscere le previsioni del tempo, visionare e stampare foto digitali, guardare video sul web e accedere ai servizi del Consiglio regionale del Veneto.